Buongiorno da Adriano del Polesine, siamo in frazione Grillara, dove? Al Museo dell'Ocarina. Cos'è il Museo dell'Ocarina? Un posto magico che adesso andiamo a scoprire assieme alla famiglia Fecchio, che di questo museo è la custode. Siamo all'interno del museo, siamo con Benvenuto Fecchio, dietro c'è il grande babbo Idelmo Fecchio, e allora naturalmente ti chiedo, da dove nasce questa passione? Penso sia nata dal babbo o sbaglio? È nata proprio da lui, lui l'ha portata dal cuore fino a 103 anni. Penso un po' che iniziò l'attività all'età di 10 anni. 10 anni, innamorato dal fango, dal tivaro, che è l'argilla del Po, iniziò a dar vita a queste creazioni e, come ho detto prima, se le ha portate avanti fino a 103 anni. L'ocarina nasce attraverso una manipolazione dell'argilla del tivaro, il nome dialettale, e ci sono vari passaggi, praticamente da quel po' di terra si dà forma, poi si fanno dei buchi e pian pianino salta fuori uno strumento, che può essere uno strumento tipo questo, un'occhetta, che è colui che dà anche il nome all'ocarina moderna, che poi farò vedere. Quindi si fanno i buchi per quale motivo? Perché poi posso suonare. Oppure posso fare sempre un'ocarina un po' più bucata e quindi posso fare più suoni, oppure posso fare un'ocarina tipo questa. Questa è una forma un po' più conosciuta. Questa sarebbe la forma definitiva? Questa è la forma definitiva. La tradizione dello strumento, proprio questo tipo di strumento, è nata in provincia di Bologna, esattamente a Budrio, a metà del 1800. Poi si è diffusa un po' in tutto il mondo e tra i tanti luoghi è arrivata anche qua, sul delta del Po, che per merito della passione del papà e poi della famiglia che porta avanti questa tradizione è diventato il secondo luogo al mondo che per tanti anni costruisce questo tipo di strumento. La differenza sta nel suono: più piccolina è, più il suono è alto, perché dentro la velocità dell'aria è molto importante, quindi ha un suono molto molto alto. E poi per ultima la più grande, la settima, che è quella più grande ma il suono più basso di tutti. Ecco, qua siamo nel laboratorio, abbiamo nelle mani di Benvenuto il tivaro. Il famoso tivaro. Questo si trova in tutte le parti del Polesine? Ma soprattutto in questa zona che era un'ex valle e anche lungo le golene del Po. Ma addirittura una volta facevano i mattoni con questo materiale per costruire le nostre case. E questo si trova dove? Sotto un metro, mezzo metro? Allora lo possiamo trovare sia in superficie, nei nostri campi di qua attorno, nel raggio di 2 chilometri, oppure scavando una buca di 1 metro circa, che troviamo gli antichi sedimenti che ha portato il fiume Po. Ecco, qua vediamo gli oggetti grezzi. Ecco, che una volta preparati, elaborati, studiati, vanno dove? Si asciugano e poi entrano dentro questo apparecchio qua. Questo è un forno per ceramica, adesso lo apro, dentro non c'è materiale. E a che temperatura va qua? Questo qua arriva a 1300 gradi, però nel caso della nostra terra sono 980 gradi. E quanto deve rimanere dentro? Allora, generalmente un 10 ore la cottura, però devo aspettare almeno altre 20 ore che si raffreddi. Ecco, qua stiamo parlando di uno strumento che viene anche usato per concerti e altro, quindi ci vuole una qualità e una, come si dice, un protocollo particolare che siano tutti uguali. Sì. Come riuscite ad ottenere un prodotto sempre perfetto? Praticamente devo curare, una volta che ho individuato il suono, devo curare il diametro di tutti questi forellini, perché deve essere assolutamente calibrato per avere un'intonazione perfetta, sino altrimenti con altri strumenti non si riesce a suonare.